Amici bellini! Ricordati che devi fare gli auguri. Lo so, ma lo volevo fare io, che tu ti metti sempre in mezzo, sempre il becco, deve mettere sempre il becco. Poi il becco in realtà, cioè, auguri! Tante auguri cose. Rita, e benvenuta Camilla D'Arco e tutti gli amici bellini. Persone nuove che si affacciano adesso su questo canale, iscrivetevi al canale perché qui ci sono dei rumori pazzeschi. È sempre martedì e io voglio ringraziare ancora una volta Umberto Chiariello, che è stato molto disponibile nei miei confronti, nei confronti della nostra community. Non riesco a parlare perché le ambulanze e le cose varie che stanno venendo a pigliare a me, che abbiamo fatto questa cosa. Distruggiamo YouTube. Voglio un sacco di like. 1000. Mo fai fa! Mo facito fa! Niente! Sì, no. Vabbè, posso avere 1000 like per la chiacchierata che ho tenuto con Umberto Chiariello sul Napoli, su Mourinho, sul calcio in generale, sulle prospettive, sul prossimo allenatore, su quello che si poteva far meglio, su Gattuso, su Spalletti. Se vi perdete un solo minuto di questa intervista, colpa vostra, perché c'è tutto quello che si può chiedere in un confronto tra due persone, un giornalista che è un punto di riferimento, io sono un umile youtuber, ma che abbiamo anche opinioni diverse e il confronto è bellissimo, è civile e sereno, perché si può anche rimanere in disaccordo su certe cose, ma se ne parla tranquillamente, addirittura forse in maniera più serena di come molto spesso avviene in TV. Godiamocelo, like preventivi a terremoto, me lo guardo con voi di nuovo perché è bello rivedersi. Bye. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, ho l'onore e il piacere di ospitare un ospite che non ha bisogno di presentazioni e ringrazio per la disponibilità, Umberto Chiariello. Buonasera a voi. Allora Umberto, voglio cominciare da un argomento che non riguarda il Napoli ma potrebbe riguardarlo in ottica futura. La Roma assume Mourinho. Che tipo di impatto può avere questo ritorno, insomma, nel calcio italiano di questo tecnico per il campionato e anche per le prossime sfide per la qualificazione in Champions? Sono contento due volte perché è un personaggio di cui il calcio italiano ha bisogno, è il momento che il calcio italiano si riqualifichi e che quindi tornino ad allenare gli allenatori di fascia alta, gli Allegri, Sarri, Spalletti, Mourinho, posto che attualmente c'è solo Conte che potrebbe anche andare via in Inghilterra, quindi tutti gli altri non sono di fascia alta. Quindi il ritorno di uno come Mourinho anche sul piano comunicativo, sul piano dell'impatto mediatico è molto positivo. Poi sono contento per un secondo motivo, perché andando lui alla Roma e non Sarri ci siamo rafforzati noi e non la Roma. Questo è una considerazione interessante, ma crede che poi Sarri secondo me Mourinho è meno adatto di Sarri alla Roma. E quindi Sarri mi avrebbe spaventato. Anche a me, devo dire la verità, nell'ambiente Roma si sarebbe potuto inserire alla grande e avrebbe potuto portare il suo calcio forse più adatto alla Roma che non alla Juventus. Esattamente, no, senza forse. Ma la Roma con Sarri avrebbe potuto, perché la Roma ha delle potenzialità enormi, come rosa, come giovani, con Sarri avrebbe potuto sviluppare un gioco veramente importante e sarebbe stata una squadra molto pericolosa. Con Mourinho è o la va o la spacca, nel senso che se Mourinho ingrana non ce n'è per nessuno, nel senso che Mourinho ha una marcia in più. Ma se Mourinho non ingrana, gli ultimi anni, tanti ultimi anni, quasi 10 anni, Mourinho ha solo accumulato esoneri su esoneri e il suo punto di forza, che era quello di saper tirare fuori sangue dalle rape, gente come Samuel Eto'o, che a Benitez si presentò subito il conto dicendo non pensare che con te faccio quello che ho fatto con Mourinho, anche il terzino. Dopo non è più successo, anzi lui ha litigato in ogni gruppo dove è andato e ha avuto problemi di rapporto dappertutto. Quindi vedremo, è un'arma a doppio taglio, i romanisti sono ovviamente pesanti, noi napoletani siamo già passati per Ancelotti e siamo un po' più disincantati. È vero, questa è stata la reazione di molti napoletani. Attenzione al personaggio Mourinho, perché potrebbe assomigliare all'operazione Ancelotti. C'è qualcuno che sta dicendo che è un derby tra bolliti addirittura, però Ancelotti è in vantaggio perché essendo vicino Parma
Bollito gioca in casa. E secondo lei il Napoli cosa vuole fare da grande? Ovviamente sta insistendo Spalletti. la voce di Spalletti. Se Spalletti anche lì è un'arma a doppio taglio, perché che Spalletti sia un signor allenatore, con tutto il rispetto per Gattuso, ma Spalletti è un signor allenatore, però caratterialmente è un uomo, tra virgolette, a rischio. Anche se sol pensare alle sue conferenze stampa già stiamo godendo tutti, però capirai che con i suoi precedenti, specie con i capitani o gli uomini simbolo, visto che tra l'altro Insigne sta anche in una fase delicata perché il rinnovo non ne ha fatto detto, Spalletti caratterialmente potrebbe non essere l'uomo giusto o forse essere l'uomo giusto perché lui di personalità ne ha da vendere. Questo sicuramente, ma mi viene in mente a questo punto, parlando di conferenze stampa, voglio la sua opinione, anche se l'abbiamo sentita durante l'anno, sul silenzio stampa che il Napoli ha imposto ad libitum, insomma, senza soluzione di continuità. Porta punti, toglie punti, aiuta la squadra, la mette in difficoltà. Allora, premesso che un silenzio stampa non è mai una cosa buona perché inibisce una libertà fondamentale della Carta Costituzionale, della libertà di espressione. E questo in linea generale. Poi poi un giornalista che si professa favorevole al silenzio stampa è come dire, cioè, cambiamo mestiere, cioè io faccio giornalista e mi batto contro la libertà di stampa, sarebbe come il colmo. Quindi fatta questa premessa generale, bisogna dire però che devo ammettere che è stata una mossa tattica molto astuta e intelligente di De Laurentiis che è stata positiva per il Napoli, al di là delle considerazioni di carattere etico generale che abbiamo già fatto. Ed è perché ha svelenito l'ambiente, ha fatto sbollentare Gattuso, ha evitato le polemiche su cui stavamo tutti tra lui e lui, perché De Laurentiis non gli ha mai risposto, se non per via indiretta, facendo filtrare delle notizie per mandargli dei messaggi trasversali, ma De Laurentiis l'ha aiutato in 3 modi fondamentali. E se non ci fosse stato De Laurentiis, al quale non si riconoscono mai i meriti, Gattuso tutti questi risultati forse non li avrebbe fatti. Uno, tagliare la comunicazione è stato importantissimo perché così si è svelenito l'ambiente, dato che Gattuso ha dimostrato di subire troppo le pressioni ambientali, cosa che per uno abituato a uscire da 1000 battaglie, e forse questa è la delusione più grande che ho nei suoi confronti, non mi sarei mai aspettato. Se Gattuso vuole diventare un grande allenatore ed è un lavoratore, è uno che il calcio lo conosce, non so se sarà mai un genio della panchina, però non posso dire che non sia uno che non capisce la materia, tutt'altro. Ma per allenare ci vogliono anche altre caratteristiche, non è solo farsi voler bene dei giocatori o essere molto volitivi o essere grintosi. Bisogna avere sangue freddo, saper allenare la stampa. Lidolm diceva sempre questo, anzi di Lidolm si diceva questo, che lui era il più bravo di tutti ad allenare la stampa. E questo non è un fattore di secondo ordine, perché saper comunicare per un allenatore è fondamentale e da questo punto di vista Gattuso ha molto da imparare, se mai imparerà. Uno che per esempio non ha fatto carriera come allenatore, perché da questo punto di vista era un disastro totale, Zenga, molto polemico, estremamente polemico, Zenga si afferrava con tutti, non ha avuto futuro. Ancelotti invece, che è un buonista, è uno furbo, sa curare i rapporti, di carriera ne ha fatta tanti. Anche questo conta, oltre che i risultati stampa. L'altro aspetto per cui De Laurentiis è stato bravissimo, quando è riuscito a far rinviare la partita Juve-Napoli. Facendola rinviare, invece che giocare 3 partite in una settimana nel Napoli, che si giocava la stagione in una settimana, col rinvio ha potuto fare 2 settimane tipo, sia col Milan che con la Lazio, con la Roma, scusa, sia col Milan che con la Roma. Dopodiché che è successo? Che quelle 2 partite erano proprio quelle in cui Milan e Roma avevano le coppe, per cui il Napoli ha potuto godere di un grande vantaggio. Vincendole tutte e 2 si è rilanciato alla grande. Se non ci fosse stata quella mossa di De Laurentiis di accordarsi con Agnelli, la stagione del Napoli poteva essere già finita, e invece per fortuna non lo è. La terza mossa importante è stata quella di pagare gli stipendi anticipatamente e di essere vicino alla squadra senza fomentare polemiche e facendo egli stesso. Quindi lui ci ha messo tutto quello che poteva metterci per portare la squadra in Champions.
il resto tocca a Gattuso e ai ragazzi che hanno ancora il loro destino tra le mani. Aggiungo a queste considerazioni una mia riflessione sul percorso poi dell'allenatore, che lei giustamente dice si deve formare e non ha ancora quella sensibilità, probabilmente deve imparare anche a gestire le sue risposte alla stampa sicuramente, ma secondo me è un percorso che puoi fare se te lo fanno fare, cioè se continui a fare dell'esperienza con le domande, perché poi ti confronti anche con tuoi ex compagni di squadra, penso un Ambrosini, un Ma io temo Costacurta. che lì ci siano dei limiti caratteriali, lì ci sono dei limiti caratteriali, dei cattivi falsi suggeritori, il cerchio magico che gli si crea attorno che lo istrada male. Sono stati dei giornalisti che hanno veramente fatto controinformazione facendogli vedere i fantasmi e i nemici dappertutto per fare i belli nei suoi confronti, e questo a Napoli, i cortigiani stanchi ci sono sempre stati, e questo è un problema della nostra stampa. Ma al di là di questo, lui ha un problema, è vittima di se stesso, del personaggio che si è creato. Lui si è creato la fama del guerriero senza infamia e senza lode, no, tutto il contrario. La fama del guerriero che senza paura, che dice tutto quello che pensa, perché io sono così e mi si prende così. Se lo puoi fare da calciatore, forse, da allenatore, no, assolutamente no. Tu non puoi andare in conferenza stampa e dire dobbiamo ringraziare Maksimovic che sta giocando, uno che viene pagato 1,5 milioni, 1,8 milioni, 1,2 milioni, cioè uno che guadagna una cifra che noi umani mortali non vedremo mai nella vita, e dobbiamo ringraziarlo perché gioca pagato puntualmente a scadenza mese, lui fa il professionista e noi dobbiamo ringraziarlo. E dai, non puoi andare in conferenza stampa a dire che ti sei risentito con il presidente che ha contattato, solo telefonato ad altri allenatori, quando tu sei stato il primo amico di Ancelotti, figlioccio di Ancelotti, a trattare all'insaputa di Ancelotti, alle spalle di Ancelotti, quando De Laurentiis voleva cambiare Ancelotti. Chi la fa la riceve, voglio dire, Pirlo, che non è un allenatore ancora, ha avuto un altro stile. Quando gli hanno detto ma guarda che Agnelli si è incontrato con Allegri, gli ha risposto ma me l'ha anche detto, sono amici, allora se io vado a cena con Maldini che vuol dire che mi vogliono al Milan? Ed è stato elegantissimo nell'uscire fuori da un imbarazzo enorme. Lui invece ha attaccato, cioè l'usare sempre lo spadone non è una cosa buona, perché fare l'allenatore è cosa diversa che fare il calciatore. Lui è vittima del suo personaggio rude, anche in società con lui non si può parlare, io non voglio interferenze, non mi permettete proprio di avvicinarvi, e secondo me non gli fa bene se lui vuol diventare un grande allenatore. Sì, però è il Napoli che non fa le conferenze pre-partita. Potrebbe anche essere gli addetti stampa che dovrebbero anche instradare un allenatore che appunto è giovane e inesperto. Ma te lo ricordi quello che è successo? Lui, all'addetto stampa del Napoli, che sta dall'inizio dell'era De Laurentiis, Baldari, che si era solo andato a congratulare per stringergli la mano dopo la partita, lo ha lo ricordo, infatti lo sottolineiamo. Secondo me è lì che si crea più che il rapporto con il presidente. Vabbè, ma se lui non si fida del suo ufficio stampa, che invece fa il suo lavoro come Dio comanda, e si fida solo dei giornalisti amici che non fanno altro che fargli vedere i fantasmi, e vabbè, vuol dire che hai fatto una scelta sbagliata, figlio caro. Quelli lavorano per il Napoli, quegli altri lavorano per se stessi. No, questa secondo me è la chiave su cui ci dobbiamo... Poi quelli sono delle vere pantecane, perché oggi sono amici tuoi, il giorno dopo diventano amici di quello che viene dopo. Le amicizie... Li conosco bene, mascherine, vi conosco bene a tutti quanti. Le amicizie nel giornalismo. No, io sono solo rammaricato perché da alcune conferenze stampa io ho capito delle cose in più, anche e soprattutto a livello tattico, e non posso dimenticare, perché a volte Gattuso diceva più di quello che gli chiedevano, non gli fanno le domande interessanti, anche a livello proprio tecnico-tattico, però molto spesso ci ha detto delle cose che noi non vedevamo o che non gli avevano neanche chiesto. Ricordo il momento dove lui disse che il piano gara era uno e ne è stato fatto un altro, oppure noi avevamo previsto che un difensore dovesse interrompere la linea, staccarsi dalla linea e aggredire, non è successo. Rompere la linea, esatto. Quindi, per esempio, mi viene in mente, e non posso perché questi due punti potrebbero essere decisivi per la corsa finale, il gol che prendiamo allo scadere contro il Cagliari. Il gol che prendiamo allo scadere contro il Cagliari ha molte cause, tra cui la cattiva gestione dei cambi da partita. I cambi I cambi sono stati sbagliati,
abbiamo pagato amaramente l'infortunio di Koulibaly, che è rimasto in campo. Lui non si è manco giocato 5 cambi, si è fregato con le mani sue e si è fermato a 4 cambi. Non ha potuto usufruire del quinto perché ha sbagliato gli slot. Allora, non voglio dire, perché sennò fate davvero non vedo l'ora di attaccare Gattuso. Io non la penso come Iannicelli, che domenica sera si è tolto subito i sassolini dalle scarpe e Gattuso mi deve chiedere scusa. No, io ho il sorriso su questa cosa, perché ho detto, ma guarda questo che si è inventato. Cioè, ha rilanciato al contrario, perché tutti a dire chiedete scusa a Gattuso, chiedete scusa a Gattuso. Qui non si deve chiedere scusa proprio di niente, prima di tutto. Ma neanche lui deve chiedere scusa a nessuno. Lui fa il suo lavoro, lo fa con onestà, con dedizione. Cioè, di fronte al lavoratore Gattuso bisogna fare chapeau e basta, senza se e senza ma. Quindi io non voglio dire che il pareggio del Cagliari è colpa di Gattuso. Gattuso è una delle concause. La prima causa è l'errore individuale di Usai. Apro e chiudo parentesi, chi tira in causa Meret veramente mi sta facendo girare le scatole, perché pare che se c'è la guerra nel Kosovo, che non c'è più, ma è da qualche parte del mondo, è colpa di Meret, oramai. Lì sbaglia Usai, che ha fatto una signora partita, purtroppo un errore grave, e lì è la prima causa, che se Usai non sbaglia, la partita è vinta. La seconda causa, una volta tanto devo tirare in ballo il mio capitano tanto amato, è il finale di gara di Insigne, che andava sostituito probabilmente, che si è nervosito con l'arbitro per una serie di falli che non ci hanno chiamato. Quando Lorenzo non è sereno, comincia a intestardirsi, insomma doveva chiudere la partita e non l'ha chiusa. Se Insigne invece di passare la palla nel braccio del portiere, comoda la mette dentro, la partita è chiusa. La terza causa è la più grave di tutte, l'errore di Fabbri, che è clamoroso, e non di Mazzoleni, tutti chiamano in causa, Bergamasco, 12 volte. Mazzoleni non c'è niente. In quel caso lì, almeno per le direttive che ci sono in Italia, l'intensità del fallo, il VAR non la valuta. Dice, ma Mazzoleni a Milano l'ha fatto, e aveva sbagliato a Milano. Esatto. Che doveva fare? Doveva sbagliare di nuovo. Cioè, se aveva sbagliato a Milano, doveva risbagliare a Napoli? A Milano era stato richiamato per essere intervenuto su una cosa dove non doveva intervenire. A Napoli, correttamente, lui deve vedere se il contatto tra Osimhen e Godin c'è. E il contatto c'è, è molto lieve, non è fallo, è Fabbri che è lontanissimo dall'azione, si fa ingannare dalla caduta di un colosso come Godin, ma in realtà Godin cade perché perde la coordinazione e l'equilibrio, spaventato dalla travolgente corsa di Osimhen, dice questo non lo becco più. Allora perde completamente la coordinazione. Il tocco di Osimhen è quasi inesistente. E lì Fabbri determina il risultato, perché su 2-0 al 60° chiusa la partita in cassaforte. Quindi la colpa di Gattuso è l'ultima, però la gestione dei cambi è sbagliata. Quando tu vedi che l'avversario ti mette, e già lo sai perché l'ha già fatto nelle partite precedenti, artiglieria pesante, 2 torri, 3 attaccanti, e ti dice buttate la palla in area di rigore, tu devi fare 2 cose. Primo, ti metti a 3 in difesa, dice ma l'altra volta l'avete massacrato a 3, sì, non c'era necessità. Ma se il Cagliari ti butta dentro 2 saltatori che sono tra i più forti del campionato, Cerri che è Armani e Pavoletti che è uno dei più forti attaccanti di testa, nel primo tempo ha mangiato in testa a Koulibaly, che lì mi resta gli fa un miracolo, allora tu che fai? Non giochi 2 contro 2, poi c'è anche Simeone, che fai? Metti il terzo difensore, anzi ne metti tutti e 2, metti Maximovic e Ramani, fai uscire Koulibaly che è infortunato, non te lo perdi per il finale del campionato, e non giochi a 4 con difensore zoppo, con la preoccupazione che prendi gol. Devi pensarci a queste cose, invece lui e poi devi tagliare le linee di passaggio. Se Duncan prende palla va aggredito, non devi far arrivare i prossimi. Poi devi salire, non devi rimanere basso, perché se sali ti metti in fuorigioco. Ci sono stati almeno 4-5 errori fatti dai calciatori, ma anche dalla gestione del finale di Gattuso, che non è stata, perché lui passa la partita a difesa dei colleghi a urlare su giochi, culi, vabbè, ma urlano tutti, fa tutte queste cose, però poi si dimentica che deve pensare alla partita a scacchi, perché gioca anche lui a scacchi con l'avversario. E secondo me lui, non essendo un freddo, un ragionatore, ma uno che ci mette tanta animosità, può perdere di lucidità. In questo deve assolutamente crescere.
E crescerà probabilmente in un'altra società. Sì, perché a Napoli non rimane. Comunque, per chiudere la questione tattica, che è sempre la cosa che mi interessa di più, lo stare alti secondo me era la cosa importante, un po' probabilmente la leadership Deve difensiva. fare entrare Bakayoko e Elmas, ogni volta che entrano questi due insieme noi perdiamo il centrocampo. No, ma puntualmente. Elmas deve rimanere, per me Elmas deve rimanere accanto a Mertens nel primo pressing, nel 4-2-3-1 che poi diventa un 4-4-2. Il problema che ho visto io è un Elmas schiacciatissimo accanto ad Usai, dove in quel momento difendiamo 5-4-1 con Mertens che rimane solo e quindi non può nemmeno farlo. Mertens non deve manco entrare, deve entrare più Petagna che Mertens. Vabbè, Comunque tutti ce ne questi, sono tante da dire. ovviamente Poi è chiaro tutti... che se la vinciamo 1-0 tutte queste cose non le diciamo, quindi si va anche un po' a infierire. Io La immagino verità- anche, Umberto, immagino anche se fosse entrato Maximovic al posto di Koulibaly e poi prendevamo con lo Ancora stesso. peggio. Mamma- Allora c'è qualcuno che mi ha scritto: tu immagina se e pigliava gol. E io ho detto: facciamo così, torniamo a campioni col Cervia, con Ciccio Graziani in panchina, facciamo il televoto al momento della sostituzione, come si faceva col Cervia, e magari viene meglio, così non ha il problema di essere criticato. Fa l'allenatore e si prenderà anche le critiche. È un problema di atteggiamenti tattici che a volte sono sbagliati. Comunque ha dei meriti, li dobbiamo riconoscere. Ecco, volevo I arrivare due- lì, i due Zielinski. esterni destri, per esempio, Lozano e Politano hanno fatto una grande stagione e sono stati tutti e due valorizzati da lui. Insigne ha fatto la sua migliore stagione sotto la sua guida. Zielinski in quella posizione lì è esploso. E quindi da questo punto di vista bisogna dargli anche atto che cose buone ne ha fatte. Non è un ciuccio, per capirci, non stiamo parlando di Mutti, Agostinelli, Guerini, No, Santin, eccetera, eccetera, che non erano proprio all'altezza di una piazza come la. Stiamo parlando di un allenatore che può diventare bravo, che ancora bravo secondo me non è, che è molto amato dalla squadra, che è un merito, e che ha fatto benino, insomma, così così. Non lo esalterei, però ha vinto una Coppa Italia, settimo l'ha preso, settimo l'ha portato. Siamo Quest'anno con a una più squadra che 11. secondo me poteva inserirsi nella lotta a scudetto, che non è esistita proprio, perché l'Inter ha vinto per mancanza di avversari, cioè proprio hanno aspettato che l'Inter decollasse. L'Inter nel giorno andato non c'era proprio, si parlava di campionato senza padroni. Nel giorno di ritorno, come è partita l'Inter, si è girata dietro e dice: dove stanno gli altri? Noi abbiamo avuto 2 chiamate con lo Spezia e col Verona, le abbiamo spiegate entrambe, e la fase della crisi andava gestita molto meglio, perché per me la giustificazione del cerchio magico di Gattuso, che Napoli era sopravvalutato, ma che volete da Gattuso, sta squadra non è così forte come voi dite, era una baggianata, perché il Napoli è forte. Quando hai anche la possibilità di fare le tue scelte. Certo. Comunque Non c'è dubbio che ha avuto problemi. È chiaro che a mancanza di attaccanti sicuramente questo ha pesato tanto, non si può dire tutta colpa di Gattuso, questa cosa qui ha pesato tanto sicuramente, però secondo me il Napoli, gestito un po' meglio, perlomeno 5-6 punti in più, ma a dire poco, ce li doveva avere oggi come oggi. Come minimo dovrebbe essere davanti a Milan e Juventus. Milan che fa una stagione rispetto a quella passata, insomma, più 16. Il Milan ha fatto quello che poteva, il Milan è la peggiore delle 5, o se vogliamo forse è la peggiore delle 7, che per me la Roma e la Lazio sono più forti del Milan. La Roma ha avuto problemi di alta natura, ma la Lazio per me è una signora squadra. Io le squadre le valuto innanzitutto dal centrocampo, sempre da quello, perché il cuore di tutto è lì. E il centrocampo della Lazio con Lazzari a destra, ma soprattutto Milinkovic, Savic, Leiva, Luis Alberto. Se avessi anche un terzino sinistro degno di nome, perché Lulic si è visto solo negli ultimi tempi, ma insomma non stiamo parlando di top player, è il centrocampo più forte d'Italia. Se la Juve avesse il centrocampo della Lazio vincerebbe per distacco, ma forse vincerebbe anche la Coppa dei Campioni. Ben assortito, specialmente proprio come caratteristiche. No, io stravedo per il centrocampo della Lazio. Io stravedo per giocatori come Luis Alberto, come Rodrigo De Paul, come Locatelli, tutta gente che a Napoli non verrà, purtroppo.
Umberto, io la voglio ringraziare, abbiamo anche sforato il minutaggio che le avevo chiesto. Nessun problema. E per chiudere, c'è una cosa che secondo me i tifosi si sono legati al dito, che è stato un suo tweet che è stato ripreso molto spesso. Volevo giusto un chiarimento finale anche per stemperare un po' la tensione. Quando lei dice c'è Calabria e Calabria e si riferiva all'arrivo di Cosmi. No. Che poi no, era successivo all'arrivo di Cosmi, ma poi Cosmi è perugino, quindi volevo una spiegazione. Sì, allora, la mia era ironia, perché che era successo? Che Cosmi era appena arrivato a Crotone e non mi ricordo che partita era, l'aveva vinta. Sì. Una delle pochissime partite vinte. Va in intervista con Sky, Cosmi che è uomo di spirito, non sarà un grande tecnico, per carità, poi poverino, chissà come ha rivisto una panchina, non stiamo parlando di un grande tecnico, ma fa una battuta straordinaria, che io riporto però nel tweet. Lui dice, abbiamo fatto bene perché io sono arrivato da poco, non ho avuto ancora il tempo di fare danni. E tutti ridono, lui compreso, cioè lui ha scherzato su se stesso. Poiché Rino Gattuso invece sta sempre con quel ghigno, non lo vedi mai rilassato, mai sorridente, pare che il ringhio sia ormai un marchio di fabbrica, per cui lui sta sempre ingrugnito, non ha mai quella leggerezza di scherzarci sopra, anche su qualche critica. Cosmi ha detto, ho vinto perché non ho avuto il tempo di fare danni, quindi è stata una bella battuta, e io ho detto c'è Calabria e Calabria, nel senso che c'è un allenatore che è andato in Calabria ad allenare e ironizza, pur stando ultimo in classifica e non avendo un grande futuro, e un altro che invece sta sempre incazzato, e ho detto c'è Calabria e Calabria, ma mi riferivo all'atteggiamento poco ironico di Rino Gattuso. Non c'era nulla di personale, non c'era nulla di cattivo, si riferiva solo alla battuta di Cosmi e al fatto che lui è molto permaloso. E questo era un attacco alla permalosità di Gattuso, né più e nemmeno. E poi mi piace sottolineare la sua frase che ha proprio qui su Skype: Semel in anno licet insanine, che almeno una volta all'anno è lecito impazzire. Si può fare. E io lo vorrei fare con la testa a scudetto, ma mi sa che io non riuscirò mai a impazzire. La ringrazio infinitamente per il suo tempo e speriamo, insomma, in questo finale di campionato dove abbiamo di nuovo... Non voglio sapere niente, noi dobbiamo vincere queste 4 partite e andare in Champions. Perché poi l'anno prossimo la stagione si annuncia. Non abbiamo difensori più. Vabbè, Rachmani e Manolazzi. No, dico in panchina. C'è Di Lorenzo che può fare sempre il centrale e a destra. Abbiamo ancora gente per farcela. Non mi dite che Rachmani e Manolazzi sono inferiori agli attaccanti dello Spezia o ai difensori dello Spezia. No, ma io parlo sempre di equilibrio. Se poi viene un raffreddore o un cartellino giallo, che lo sappiamo, i cartellini gialli sono non abbiamo più. Allora, io ti voglio dire una cosa però, che poi mi devo arrabbiare. E con la Lazio mi tieni Koulibaly in campo infortunato e lo perdi per un mese, e con la Juventus si fa male Lozano, lo tieni in campo e lo perdi per un mese, Lozano non è più tornato quello di prima, e Koulibaly di nuovo si fa male, lo tieni in campo e lo perdi nel rush finale. Ma la vuoi gestire bene o non la vuoi gestire bene questa situazione? Perché 3 volte in un anno infortuni di questo tipo io a memoria d'uomo non me li ricordo con precedenti gestioni. Quindi il signor Gattuso, piuttosto che urlare una continuazione, stai più attento a quello che accade in campo, perché poi guai te li fai da solo. Riportiamo De Nicola nel Napoli. Ci vorrebbe la sua esperienza, ci vorrebbe. Per dare anche un occhio, perché io sono convinto che certi errori si fanno e si possono fare. L'unico è bravo, ma è giovane, ci vuole anche una persona esperta. Esatto. E anche una figura magari anche manageriale, perché nella mia petizione, che lei è stato gentilissimo a citare a Radio Punto Nuovo, dove abbiamo superato anche le 500 firme, noi come piccola community, speriamo che un giorno De Laurentiis la possa vedere, giusto per avere un dubbietto. Noi parliamo del ritorno di De Nicola come simbolo e poi vogliamo una figura da tramite che possa avere quello spessore anche di andare a parlare con la stampa, di dare un consiglio all'allenatore, ai giocatori. Sto parlando di un Marino direttore generale, io non so se vero. Grazie mille ancora per il suo tempo. Buona serata. Buonasera. Arrivederci a voi. Intanto questo signore qua si va a fare la finale di Champions, questo per ribadire il fatto che
le squadre inglesi giocano un calcio completamente diverso, a 3000 all'ora, l'intensità, la velocità di esecuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate un po', ci va probabilmente Cavani, ci va Jorginho, vediamo se ci va addirittura Albiol, un po' di Napoli in Europa sparso che fanno cose straordinarie c'è ancora. Signori miei, spero vi sia piaciuto, lasciate commenti e mi raccomando, perché la community è quella che è e come vedete siamo considerati nell'ambiente generale, non siamo completamente, non siamo cioè siamo piccoli ma siamo bravi, siamo forti e abbiamo la nostra voce e quando la esprimiamo bene tutto a po'. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fate le cose vostre che io faccio le mie. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo,